Smentita dai carabinieri di Agrigento la notizia circolata sui social nella mattinata di oggi del ritrovamento della signora Marianna Bello viva. Le ricerche continuano anche con l'arrivo dell'unità cinofila Tito addestato per le operazioni di ricerca. Nota del sindaco Miccichè sull'attuale situazione politica di Agrigento relativa al disimpegno di Fratelli d'Italia dall'amministrazione attiva. L'area progressista interviene sulla crisi auspicando le dimissioni del primo cittadino. Al via a Ribera la festa dell'amicizia della democrazia cristiana, inaugurata una mostra dedicata ai 70 anni dalla scomparsa dello statista De Gasperi. L'ANIOC di Agrigento ha celebrato ieri un primato nazionale, il cavaliere più anziano e la più giovane d'Italia. Il Liceo Politi di Agrigento apre le porte in occasione della giornata europea sulle lingue. Arrestato un 38enne di Porto Empedocle per spaccio di droga, detenzione abusiva di armi, maltrattamenti in famiglia. A Favara un 32enne porta in auto e la prende a schiaffi e pugni un uomo di 40 anni denunciato dai carabinieri. L'Akragas incontra domani in casa il Canicattini Bagni, l'Aragona il Casteldaccia. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 4 ottobre, sabato. Apriamo il nostro telegiornale con la notizia che era circolata nella mattinata di oggi sui social circa il ritrovamento della signora Marianna Bello viva. La notizia è stata categoricamente smentita in questi minuti dal comando dei carabinieri di Agrigento, affermando quindi che è falsa, e addirittura è stato diffuso sul social anche un video che vi stiamo proponendo sul possibile ritrovamento, ma in realtà è una fake news. Le ricerche di Marianna Bello, travolta mercoledì dalla piena dell'acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito Favara, viene attualmente cercata e nei luoghi di ricerca è arrivato anche il nucleo di soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, l'unità cinofila Tito, addestrata per le operazioni in contesti di calamità naturale. Ad accoglierli il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, colonnello Gabriele Baron. Niente è lasciato al caso, nulla si sta risparmiando, tutti lavorano per tentare di trovare ogni pur minima traccia. Ogni giorno che passa la speranza si affievolisce, ma non si smetterà di cercare di riportare Marianna a casa. Questo quanto dichiarato dal primo cittadino di Favara, Antonio Palumbo. Ieri per cronaca sono stati recuperati la borsa e poco più tardi trovati anche il documento di riconoscimento di una delle figlie e il telefono cellulare della donna. 24 ore prima erano stati ritrovati il portafoglio e una scarpa. La borsa e il telefonino sono stati recuperati nel vallone lungo il percorso che porta al depuratore, mentre il documento della figlia in una vasca di contenimento che poco prima era stata svuotata. Passiamo ora alle notizie di politica. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene in seguito alla fuoriuscita di Fratelli d'Italia dalla giunta comunale. Il nostro servizio. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene a seguito della fuoriuscita di Fratelli d'Italia dalla giunta comunale. Il sindaco innanzitutto sottolinea: la vittoria elettorale del 2020 mi appartiene interamente. In occasione del secondo turno è stata una mia scelta di allargare alle forze politiche del centrodestra. Tra l'altro ricordo che nel 2020 l'alleanza con Fratelli d'Italia fu sancita quando il partito della Meloni non aveva fatto le percentuali di consenso elettorale che sarebbero venute parecchio tempo dopo con le politiche del 2022. Da parte mia, afferma Miccichè,
Non è stata adesso compiuta una scelta escludente nei confronti di Fratelli d'Italia. Il mio obiettivo è stato quello di armonizzare il più possibile l'azione amministrativa della Giunta nel fine primario ed esclusivo della concretizzazione del programma amministrativo che tutti i partiti della coalizione hanno condiviso e sposato. È normale, continua Miccichè, che in un contesto del genere sia legittimo procedere a dei fisiologici assestamenti, rispondendo solo ai fini amministrativi. Peraltro respingiamo al mittente le accuse di decisioni assunte in istanze non deputate dalla politica. Si tratta infatti, e ribadisco, di una scelta del tutto legata alla sostanza e non certo ad altre finalità avulse ed estranee alla nostra azione amministrativa. Da sindaco, a fronte dell'opinione pubblica e della valutazione amministrativa da parte dei miei concittadini, rispondo in prima persona, avendo assunto l'onore e l'onore della loro rappresentanza. Ho sempre privilegiato franchezza e onestà nei confronti dei miei concittadini, senza alcuna riserva e guardandoli negli occhi. La mia formazione è fondata sulla professione di medico. Mi sono prestato alla politica con senso del dovere e della responsabilità, impegnandomi nell'interesse esclusivo della città e incentrando il mio agire politico nel rapporto personale e umano con i concittadini, rifuggendo da alte righe e protagonismo. Ancora in riferimento alla questione di oggi, intendo precisare che ho sempre nutrito stima e fiducia nell'impegno e nella collaborazione da parte degli assessori dimissionari. Pertanto concludo auspicando che nei prossimi giorni, anche tramite un confronto, possano essere superati le attuali divergenze. E sulle dimissioni di Fratelli d'Italia oggi interviene il portavoce dell'area progressista Nuccio Dispenza affermando cos'altro deve accadere affinché Francesco Miccichè si renda conto che da tempo non è più sindaco di Agrigento. Tolga quindi il disturbo, il danno è fatto, lo ha fatto lui, lo ha fatto la sua giunta, lo hanno fatto anche quanti oggi si sfilano dopo essere rimasti in silenzio quando si faceva scempio delle regole. In attesa di presentare alla città il nostro programma da ricostruire, continua la nota dell'area progressista a firma di Nuccio Dispenza, senza dover aggiungere commenti, sottolineiamo il fatto che la componente che si sfila dalla maggioranza saluta il sindaco agli sgoccioli, dicendo una cosa che tutti sapevamo, che tutti sapevano in città, che gli stessi assessori di Fratelli d'Italia avranno avuto modo di vedere. Spesso abbiamo avuto la netta sensazione, dice solo ora Fratelli d'Italia, che troppe decisioni al comune di Agrigento venissero prese realmente in altre stanze non deputate alla politica, senza trasparenza e il giusto confronto con la città e i suoi rappresentanti eletti. Ora è il tempo di ricostruire Agrigento, chiude la nota di Dispenza, di ripristinare legalità e regole. Taglio del nastro ieri alla festa dell'amicizia della Democrazia Cristiana a Ribera da parte del Presidente della Regione Schifani, che nel suo discorso inaugurale ha elencato gli obiettivi positivi che la sua amministrazione ha raggiunto. La kermesse politica si protrarrà fino a domani, domenica, una 3 giorni dedicata a dibattiti, incontri e spettacoli con l'obiettivo di promuovere il confronto su temi cruciali e rafforzare il senso della comunità. Abbiamo sentito il leader della Democrazia Cristiana, Salvatore Cuffaro. Presidente, una 3 giorni in cui la DC si riunisce per discutere di tematiche politiche. Ecco, quali sono gli obiettivi nel prossimo futuro? Ma la DC in questa festa dell'amicizia si riunisce per stare insieme, per riflettere, per ragionare, per programmare, per fare il punto delle cose che abbiamo fatto, ma soprattutto per capire cosa vogliamo ancora fare per questo territorio e per questa terra. Siamo un partito che cresce perché è un partito che lavora, siamo un partito che ha davanti a sé la consapevolezza che ci sono dei valori che vanno difesi, coltivati e salvaguardati, che ci sono valori non negoziabili a scanso di equivoci, non cederemo mai sulla difesa dei nostri valori, neanche se questi potrebbero sembrare agli occhi di molti vintage perché lo riteniamo giusti,
e quindi vogliamo che questa nostra esperienza e che questa nostra testimonianza possa essere conosciuta. La festa dell'amicizia serve per incontrarci, parlarne, riflettere e soprattutto dare la possibilità a tanti altri nostri amici di condividere le nostre scelte e la nostra crescita nei valori. Come vi preparate alle prossime elezioni comunali, tra cui ad Agrigento, che abbiamo visto che c'è una spaccatura, Fratelli d'Italia è andata via, che ci sarà un candidato della DC ad Agrigento? Ma la Democrazia Cristiana è un partito che anche ad Agrigento sta crescendo, cresce nella qualità oltre che nei numeri. Non vogliamo fare fughe in avanti, abbiamo sempre avuto la convinzione che la coalizione debba ragionare insieme per trovare le ragioni che la tengano unita, anche se devo dire che purtroppo ad Agrigento c'è gente che lavora per disunire la coalizione, non per unirla. Noi siamo tra quelli che la vogliono unire, però come dicono i latini, se questo non dovesse esserci perché è impossibile, anemo tenetur, faremo le nostre scelte. Non siamo chi vuole fare fughe in avanti, però vogliamo che ci sia il rispetto della nostra realtà e soprattutto il rispetto dei rapporti dentro un'alleanza che noi vogliamo continuare a difendere e a custodire. Il vostro ruolo all'interno dell'asse? È un partito che siamo già 7 deputati, che non è escluso che cresca ancora, un partito leale, è in assoluto il partito che è sempre più presente nel voto d'aula a sostegno del governo Schifani, e quindi continueremo il nostro lavoro guardando al raggiungimento di obiettivi importanti come quello del sostegno alle famiglie, quello del prestito d'onore per i giovani universitari che prenderanno risorse se vogliono rimanere qui, non che attendo l'agricoltura partire da Ribera, ma non soltanto Ribera, sui laghetti, sulle reti idriche, su tutto quello che serve. Quindi vogliamo continuare a fare questo lavoro con umiltà ma soprattutto con determinazione. Qual è la capacità di attrarre, anzi le motivazioni per cui la DC attrae e chiaramente può fare? Perché è un partito che lavora e che soprattutto non promette se non sa che le cose che dice si possano in qualche modo mantenere. Che c'è tanta classe dirigente, giovani e donne, abbiamo oltre 500 consiglieri comunali, per cui la metà sono donne, cui l'età media non supera i 35 anni, stiamo guardando con grande attenzione al mondo giovanile e femminile, le donne sono in assoluto, credo, la nostra forza maggiore perché sono quelli che meglio di ogni altra sanno guardare all'aspetto sociale e all'aspetto economico, quindi questa potrebbe essere una ragione assieme al fatto che difendiamo le cose che contano. Un vecchio slogan della Democrazia Cristiana del 1987 credo diceva fai vincere le cose che contano. Beh, noi le vogliamo far vincere ma soprattutto le vogliamo far tornare ad essere cose che contano. Si voterà anche a Raffadali. Si voterà anche nel suo paese a Raffadali, si deve occupare già il secondo mandato, non si può più e quindi ci anticipi qualcosa. Io non sono candidato, io non ho Vabbè, lei magari alla regione potrebbe candidare. Non sono candidato a nessuna parte, nelle squadre ci sono gli allenatori e i giocatori, poi tra quelli che giocano ci sono i centravanti, i centrocampisti, i difensori, il portiere. Mi piace fare l'allenatore se ci riesco e vorrei fare un allenatore che lancia tanti giovani e tante donne. Ormai il calcio femminile sta prendendo corpo, quindi mi devo attrezzare a fare anche questo. Ma questo grande centro si può fare, Presidente? Ultima domanda. Noi ci crediamo, ci stiamo lavorando. Un paese bipolare che non abbia un centro è un paese con una democrazia monga. Se c'è la disponibilità delle persone che credono che questo si possa fare, gli elettori ci sono. Il 50% degli elettori che non va a votare sono moderati. Sulla festa dell'amicizia a Ribera, dopo il taglio del nastro, è stata inaugurata una mostra fotografica su Alcide De Gasperi in occasione del 70° anniversario della sua scomparsa, con la presenza dell'onorevole Calogero Mannino. Sentiamo l'intervista all'onorevole Mannino. Oggi alla festa della DC a Ribera Sono venuto a portare una piccola testimonianza della memoria di De Gasperi, che non è una memoria priva di conseguenze, di effetti anche nel nostro tempo. Tutte le scelte politiche che fece De Gasperi portarono l'Italia a diventare
ad avere la seconda storia. La prima storia è quella di Cavour, l'Italia sabauda. La seconda storia è l'Italia repubblicana e democratica, quella fondata da De Gasperi, fondata nello spirito dell'incontro tra tutti i partiti, tra tutti i ceti, tra tutti i segmenti del paese. De Gasperi fece un grande sforzo per preservare l'unità nazionale d'Italia, per preservare il territorio, perché i francesi se ne volevano prendere un pezzo, di Jugoslavia un altro pezzo. Trieste fu restituita all'Italia soltanto nel 1954 e c'erano anche idee strane sulla Sicilia, ma De Gasperi preservò l'unità d'Italia per farne una repubblica democratica, dove votavano per la prima volta le donne. Oggi le donne sono al centro di tutto nella vita sociale, nella vita politica, ma l'atto che le ha messe in questo centro è stato l'atto che ha consegnato alle donne il voto senza differenza non soltanto di sesso, ma senza differenza di ceto, perché fino al 1919 votavano i ricchi e non votavano quelli che non avevano un certo reddito. Con De Gasperi votarono tutti gli italiani. Ecco, questo è un patrimonio vivo, attivo, che ha poi un capitolo finale. De Gasperi voleva fare la comunità europea di difesa. Oggi l'esperienza ci insegna che se l'avessimo avremmo una marcia in più, non per fare guerre a nessuno, perché l'Italia è un paese di pace, ma per essere sicuro che se qualcuno disturba noi sappiamo resistere. Se arriva qualche drone lo facciamo sciogliere in cielo. Questa è la comunità europea di difesa, questo è il sistema di difesa che l'Italia con la Francia, con la Germania, con i paesi europei deve finalmente raggiungere. Quando l'avrà fatto sarà l'ultima lezione di De Gasperi passata ai giovani. L'azione politica della DC, Presidente, quanto è importante in Sicilia ma anche a livello nazionale? No, è un piccolo grande contributo. Adesso se dico di più voi poi mi associate. Siccome io sono fuori da tutto, io sono un vecchio, faccio il nonno. La sua presenza qua è importante, ha un significato storico. E cerco soltanto di testimoniare cose del passato, non per averne nostalgia, ma perché siano utili a capire. Perché senza il passato non comprendiamo e se non comprendiamo non sappiamo chi dobbiamo fare. E ieri l'ANIOC di Agrigento ha celebrato un primato nazionale. La sezione registra il cavaliere più anziano, Gaetano Allotta, e la più giovane d'Italia, Federica Salvo. Ha seguito la cerimonia per TVA Margherita Trupiano. Cavaliere Marongiu, una gran bella serata di celebrazione di quella che è la storia dei cavalieri e di quelle che sono le promesse. Sì, certamente, da un'idea così venuta per caso è scaturita questa serata, questo vanto di cui la Presidenza nazionale e il segretario nazionale dell'ANIOC ha voluto sancire dicendo che in tutta Italia il più anziano insignito socio ANIOC e la più giovane insignita socio ANIOC sono dalla provincia di Agrigento, sono nella delegazione di Agrigento. Il conte Monzani ha voluto sancire questo facendo delle ricerche a livello nazionale. Quindi grazie anche alla presenza della emittente e quindi un ringraziamento alla dottoressa Margherita Trupiano che ha gentilmente accettato di partecipare a questa serata. E naturalmente il ringraziamento va anche a tutte le autorità che hanno impreziosito questa serata. Cavaliere, una serata che sancisce come lei, Cavaliere di Gran Croce, rappresenti la storia, ma anche la cultura e l'amore per l'impegno sociale. Io posso dire soltanto che stasera sono onorato, emozionato, commosso per questo riconoscimento che praticamente ha sottolineato la mia veneranda età assieme a quella invece di una giovanissima
cavaliere recentemente che ha ricevuto appunto la convergenza di cavaliere. L'ANEC è stata sempre vicina e io ho cercato di collaborare come ho potuto e ripeto, a me ha fatto particolare piacere l'ultima iniziativa che è stata quella l'8 marzo 2025 quando è stato organizzato una tavola rotonda degli elementi femminili delle forze dell'ordine e per la serata che si è svolta presso il comando militare di Carabinieri è stata unica in tutta Italia. Questo testimonia la vitalità dell'ANEOC che è sempre presente in queste manifestazioni. Federica Salvo, il cavaliere più giovane d'Italia, cosa si prova ad esserlo e tra l'altro entrare a far parte di una famiglia di insigniti cavallereschi? Sono molto contenta di condividere questo riconoscimento di insignita appunto più giovane d'Italia appunto nell'ANIOC, nella famiglia dell'ANIOC. Sono felice di condividere questo primato con il cavaliere di Gran Croce Gaetano Allotta perché è veramente un punto di riferimento per questa città e io posso solo imparare appunto da un uomo del genere, così come posso imparare veramente dalla grande famiglia dell'ANIOC la dedizione, l'amore per la propria comunità di riferimento e per i valori della democrazia e della pace. In occasione della Giornata Europea delle Lingue, il Liceo Politi di Agrigento ha aperto le porte delle proprie aule. Le interviste. Oggi il Liceo Politi in un'interessante iniziativa dedicata alle lingue estere. Sì, una giornata di restituzione di lavori svolti, portati avanti in classe da un gruppo numeroso di alunni della scuola, guidati dai docenti del Dipartimento di Lingua Straniera, che all'inizio dell'anno hanno immediatamente individuato nella Giornata Europea delle Lingue, pur essendoci arrivati con qualche giorno di ritardo, viste le condizioni meteo, che appunto nella Giornata delle Lingue offrono l'occasione di riflettere sulla immensa ricchezza del patrimonio linguistico di ciascun paese, su come si possano, conoscendo le tradizioni, gli usi, i costumi, gli inni degli altri popoli, abbattere realmente le barriere e ci si possa arricchire anche delle tradizioni degli altri paesi. L'aspetto più importante della manifestazione di oggi è stato quel protagonismo dei ragazzi che si realizza attraverso rappresentazioni artistiche sia nella musica, sia nella danza, sia nello sport, sia nella costruzione di prodotti attraverso materiali di riciclo. Ecco, la scuola che diventa il luogo dove creare, dove potersi esprimere attraverso il linguaggio del corpo, la voce, far conoscere anche le proprie abilità nel suonare uno strumento. Abbiamo vissuto un momento che sicuramente fa bene a ciascuno di noi, perché poi si ritorna al lavoro consueto con uno spirito diverso, confortati dal fatto che i ragazzi sono davvero bravi, bisogna soltanto scoprirne il talento. Il Liceo Politi è oggi in un'interessante iniziativa dedicata alla Giornata Europea delle Lingue. Avete fatto una bella manifestazione. Sì, oggi in occasione della Giornata Europea delle Lingue che in verità ricorreva il 26 settembre scorso, noi abbiamo voluto aprire proprio le porte delle nostre aule, i cancelli della nostra scuola all'Europa. Infatti la nostra iniziativa portava proprio come titolo Let's Celebrate Europe e abbiamo anche voluto in questa occasione dare un messaggio forte sia all'inizio che alla fine, un inno alla fratellanza, all'universalità e alla pace. L'internazionalizzazione è al centro del nostro curriculum educativo perché sono tante le iniziative che il Dipartimento di Lingue Straniere dedica proprio alla promozione e allo sviluppo delle competenze in lingua straniera, inglese e francese. I ragazzi sono stati guidati fin dalle prime settimane di scuola a utilizzare materiali di riciclo e a creare delle bancarelle rappresentative dei vari paesi europei, realizzando monumenti, ricordando le tradizioni, gli usi e costumi. Quindi non sono mancati
i momenti espositivi uniti a quelli anche dell'espressività della danza o il messaggio attraverso l'inno d'Italia, l'inno d'Europa. Tutti i materiali sono stati esposti e abbiamo voluto condividere questa iniziativa con le classi terze medie della scuola Agrigento Centro, di cui ringraziamo la dirigente, che hanno così condiviso questo messaggio oggi con noi, questo inno all'Europa. All'Urban Center di Enna si è svolto un incontro pubblico su prevenzione e tutela, strategie e impegno comune contro le truffe, promosso dalla Federazione Nazionale Pensionati e dalla CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. È stato un appuntamento molto partecipato, dedicato in particolare alla tutela delle persone anziane e fragili, che ha riunito le istituzioni, le forze dell'ordine, il sindacato e l'associazione cittadini. In merito abbiamo sentito Carmela Petralia, segretaria della UST CISL Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Rosaria Aquilone, segretaria generale della FNP Sicilia, e Rosolino Ricotta, segretario generale della FP CISL Agrigento, Caltanissetta ed Enna. È importante perché innanzitutto è un tema molto attuale e molto sentito dalla comunità. Oggi ne è stata la dimostrazione, perché la nostra sala dove appunto si è tenuto l'incontro era gremita di persone anziane e non persone anziane, quindi è chiaro il segnale che il tema è un tema trasversale che interessa tutti. Il sindacato chiaramente è un soggetto sociale e che quindi si occupa anche di temi di fragilità, di vulnerabilità e di temi molto sentiti dalla comunità. Ci siamo resi conto, e ringrazio la FNP Agrigento Caltanissetta Enna per aver pensato e organizzato oggi questo evento in collaborazione con la CISL, perché è un tema che tocca le corde e le anime di tutti. In più è stato un tema molto anche apprezzato dalla presenza delle autorità, Sua Eccellenza il Prefetto, il Sindaco, tutte le forze dell'ordine hanno partecipato e hanno arricchito con i loro contributi e la loro presenza il contenuto dell'evento. Un evento molto importante che speriamo possa ripetersi nel tempo e possa vedere altri temi essere portati alla luce e alla ribalta. Il sindacato, oltre ad essere un soggetto contrattuale, è anche e soprattutto una forza sociale. Noi viviamo i territori e la nostra azione è orientata ad ascoltare i bisogni concreti delle persone. Diamo voce a chi non ha voce, cerchiamo di dare risposte alla comunità, soprattutto in un momento particolare in cui la società vive una precarietà, una fragilità e soprattutto una solitudine sociale. Il ruolo del sindacato è un ruolo importante, perché ci permette con la nostra presenza, di essere vicino ai bisogni delle persone e di costruire quella rete sociale, quella rete di comunità che è importante per rispondere appunto a temi importanti come quello di oggi delle truffe, ma anche e soprattutto a tanti altri temi che riguardano le nostre realtà territoriali. Riteniamo fondamentale affrontare questo tema che sta diventando un problema serio. Noi abbiamo soltanto due strumenti, l'informazione e la sensibilizzazione. Attraverso questi incontri vogliamo diffondere e fare conoscere il problema. Il problema si risolve affrontandolo e con la conoscenza. Come FNP è questo che faremo in tutti i territori. L'importanza di questa giornata è stata l'intervento dei relatori che hanno centrato la nostra intenzione di portare a conoscenza tutti i pensionati del territorio, che hanno fatto sentire la loro voce nella nostra struttura, per poter mettere assieme una giornata di formazione, una tavola rotonda che desse a loro alcuni spunti, significativi interventi da parte delle forze dell'ordine del territorio, assieme alla psicologa, assieme a tutti quanti i partecipanti, e credo che noi abbiamo centrato oggi l'obiettivo di quello che era la nostra volontà di intervenire nei confronti dei cittadini del territorio di Enna e provincia. Queste iniziative noi le abbiamo già fatte in precedenza in altri territori, continueremo a fare la sensibilizzazione nelle parrocchie, come ho detto nel mio intervento, anche nei centri anziani, nei centri di aggregazione,
perché il cittadino deve essere solerte a denunciare, perché il silenzio aiuta i truffatori in maniera notevole a continuare a truffare. Se riusciamo a fare rete tra le organizzazioni sindacali, le forze dell'ordine, i cittadini in primo luogo, che ci aiutano a noi a capire come possiamo affrontare queste tematiche, credo che possiamo abbassare il numero delle truffe. Cosa faremo noi in futuro come segreteria FNP territoriale di Agrigento Caltanissetta e Teramo? Faremo delle giornate di formazione specifiche per spiegare a loro l'utilizzo dello smartphone o il cellulare, chiamiamolo come esso sia, per capire quali sono le fake news, quali sono le notizie vere, per evitare di essere truffati in continuazione. Linea alla regia per la pubblicità. Oggi pomeriggio alle ore 18:30 sarà riaperto il Circolo dei Nobili di Agrigento con l'inaugurazione della mostra Archivi Invisibili di Marina Marchica a cura di Tiziana Bonsignore per la 21ª giornata del contemporaneo. Alle ore 19 posa del libro e inaugurazione della biblioteca intitolata Giuseppe Di Giovanni, a comunicarlo il presidente del circolo Giuseppe Zegretti. Riconosciuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e detenzione abusiva di armi e maltrattamenti in famiglia, i carabinieri della sezione di Porto Empedocle hanno arrestato un 32enne disoccupato nato ad Agrigento ma residente a Porto Empedocle in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale della città di Agrigento. Pertanto, in caserma, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo, deve scontare una pena di 5 anni, 1 mese e 24 giorni di reclusione. I fatti contestati sono stati commessi a Porto Empedocle dal 2018 fino all'anno in corso, dopo l'ultima condanna, l'arresto. Porta un 30enne in macchina, forse una sua conoscente, in un luogo appartato e dopo una discussione la prende a schiaffi e pugni. La donna, trasportata con un'autoambulanza del 118, è finita al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato escoriazioni e traumi. Il conducente dell'auto, un 40enne di Favara, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato d'ebbrezza. Per le lesioni che la 30enne ha riportato sarà necessaria la querela di parte. Resta il mistero però su quanto è accaduto tra i due. Certo è che insieme si sono recati in un luogo appartato. Forse il 40enne cercava qualcosa in più dalla donna. Qualcuno ha segnalato il fatto al 112. I militari hanno quindi fermato l'automobilista sottoponendolo all'alcol test ed è risultato alticcio. È stato quindi denunciato e gli è stata ritirata la patente. Sequestro preventivo di beni per 3 imprenditori nel Messinese, i colleghi di Messina. La direzione investigativa antimafia ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo a carico di 3 indagati emesso dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina sulla base delle risultanze investigative emerse nel corso dell'attività di indagine coordinata dai procuratori europei delegati Calogero Ferrara e Amelia Luisa. Le ipotesi di accusa sono di indebita percezione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'indagine condotta dalla sezione operativa di Messina nel periodo da dicembre 2023 ad agosto 2024 ha permesso di disvelare irregolarità integranti specifiche ipotesi di reato poste in essere da 3 imprenditori della zona Nebroidea, i quali, al fine di ricevere aiuti comunitari, presentavano istanze all'AGEA contenenti dati falsi o comunque privi delle informazioni dovute. In tale ambito, infatti, l'esame della documentazione fornita dall'AGEA con riguardo ai finanziamenti finalizzati allo sviluppo agropastorale erogati tra il 2014 e il 2024, unitamente all'analisi dei rapporti finanziari, ha consentito di accertare che gli indagati avevano ottenuto indebitamente erogazioni a seguito di istanze fondate su contratti di locazione di terreni ad uso pascolo ritenuti falsi,
per un ammontare complessivo pari a circa 110.000 euro. Con il citato decreto è stato quindi disposto il sequestro delle somme disponibili sui conti correnti riconducibili agli indagati, ovvero per la parte residua non rinvenuta, sui beni di corrispondente valore e fino al raggiungimento del predetto importo, quale profitto ingiusto dei delitti contestati. Oltre al provvedimento cautelare reale, sono state notificate le informazioni sul diritto di difesa ai 3 indagati interessati dall'odierno sequestro. Si precisa che per gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. E da questo fine settimana sarà chiusa la circolazione la canna sinistra direzione Raffadali della Galleria Spinasanta lungo la statale 118 in territorio di Agrigento, e così sarà fino al prossimo 17 novembre. Ad annunciarlo è proprio l'ANAS. La chiusura è stata decisa nell'ambito dei lavori di manutenzione programmato dalla Galleria e della strada statale 118 Corleonese Agrigentina. Verrà aperto a doppio senso di marcia il lato destro della galleria in direzione Agrigento-Caltanissetta per consentire il transito di veicoli. Per i mezzi di altezza superiore ai 4,40 m è previsto un percorso alternativo segnalato sul luogo. Vediamo ora una panoramica sportiva degli incontri di calcio curata da Carmelo Lentini. Si gioca la 6ª giornata di andata nel campionato di Serie D Girone I. Il Castrum Favara torna a giocare in casa dopo 2 sconfitte in trasferta con il tonico Gelbson. Castrum Favara Gelbson sarà arbitrata da Radavanovic di Maniago. Poi ci sarà la sfida, il derby a Cireale San Cataldese. Impegni importanti per le 3 agrigentini partecipanti invece al torneo di eccellenza Girone A. Il Camart dovrà presentarsi a Palermo per sfidare il locale Cus. Il Licata ospiterà la Parmonval, mentre l'Unità Sisciacca sarà di scena a Montelepre. Ed ora il campionato di promozione Girone D, dove si è arrivati alla 2ª giornata di campionato e per l'Acregas si profila il momento di debuttare fuori casa. Suo avversario sarà il Città di Canicattini Bagni, che alla prima è andato a vincere a suon di reti sul campo del Vigor Gela. Si giocherà su un campo nuovo di zecca e ristrutturato da poco, con il rettangolo di gioco in erba sintetica. Per Capitan Cipolla e compagni un impegno che non dovrà essere sottovalutato e dal quale potrebbero scaturire punti importanti. A seguito della squadra biancazzurra un folto numero di tifosi. Attualmente la compagine siracusana è allenata da Francesco Insanguine. Infine sarà Davide Quattrotto di Messina, l'arbitro designato per questa 2ª gara di andata del campionato di promozione e Girone D. I suoi assistenti sono entrambi della sezione di Palermo. Si tratta di Luca Iannazzo e Walter Ciacia. E domani la squadra dell'Aragona Calcio, che milita nel campionato di promozione Girone A, incontrerà in casa il Casteldaccia. Le interviste di Davide Sarto. Mister, domenica il debutto casalingo in campionato, al Totorusso arriva il Casteldaccia, i 3 punti sono obbligatori. Sì, i 3 punti sono obbligatori perché per noi inizia un nuovo percorso, abbiamo 29 partite, dobbiamo cercare di ottenere il massimo in ogni partita. E già da domenica affrontiamo un avversario ostico, un avversario che è stato ripescato, che sicuramente verrà ad Aragona a giocarsi le sue chance, ma noi domenica al cospetto del nostro pubblico dobbiamo assolutamente vincere e convincere, anche perché inizia per noi un percorso nuovo, un percorso di crescita, ma ciò si fortifica attraverso i risultati e le prestazioni. Come l'hai preparata questa partita? Come è stata la squadra? Come affronterete il Casteldaccia? La squadra sta bene, la squadra sta smaltendo i carichi di lavoro, la partita
l'abbiamo preparata nei minimi particolari, ma come del resto le prepariamo tutte così. Sappiamo che può essere una partita che se non riusciamo a sbloccarla subito può presentare delle insidie, però abbiamo qualità, abbiamo tanta qualità e domenica dobbiamo metterla in pratica, dobbiamo essere più cinici negli ultimi 20 metri perché una squadra che gioca tanto a calcio, gioca in ogni zona di campo, però negli ultimi 16 metri voglio quella cattiveria che deve fare la differenza. Fisicamente, mentalmente, come sta la tua Aragona? La squadra sta bene perché dall'inizio della preparazione nessuno ha avvertito fastidi muscolari, per ora dobbiamo raccogliere il frutto di quello che abbiamo seminato dal 18 agosto ad oggi. Allora, la squadra sta bene. Casteldaccia è una squadra che domenica ha perso in casa, quindi sicuramente venderà cara la pelle per poter fare un risultato utile qua ad Aragona. Ma di contro c'è l'Aragona Calcio che esordisce in casa, quindi al cospetto del nostro pubblico. Anzi, mi soffermo e sottolineo chiamando a gran voce il pubblico di Aragona a venire in massa al campo e a sostenere la squadra dei colori biancazzurri. La squadra si sta allenando bene, con tanta intensità, con 4 sedute settimanali. Il mister sta preparando in ogni dettaglio, in ogni situazione la partita. Speriamo che domenica ripetiamo diciamo, la stessa prestazione che abbiamo fatto col Valderice, con la stessa intensità, la stessa qualità e con un possesso palla straordinario. I 3 punti domenica sono obbligatori? Sì, obbligatori sì perché giochiamo in casa, c'è l'esordio in campionato al cospetto del nostro pubblico. Quindi noi ce la metteremo tutta, ci giocheremo tutte le nostre carte, quindi per raggiungere la vittoria a tutti i costi. E l'USD Empedoclina con grande rammarico è costretto ad annunciare ai tifosi empedoclini che la gara casalinga di domenica 5 ottobre alle ore 15:30 non si potrà disputare allo stadio Collura di Porto Empedocle, ma presso lo stadio comunale di Raffadali e per di più a porte chiuse. L'amministrazione comunale, affermano i dirigenti dell'Empedoclina, purtroppo non è riuscita ad espletare gli adempimenti necessari all'ottenimento dell'omologazione del campo di gioco che è scaduta nel maggio scorso. Per onestà intellettuale riconosciamo l'impegno in queste ultime settimane profuso dall'assessore Picone, che ringraziamo per la sensibilità e la vicinanza che ci ha dimostrato, ma purtroppo la realtà ci fa rivivere un film già visto e sinceramente non se ne può più. In un contesto di grande difficoltà per la città di Porto Empedocle, questa dirigenza sta cercando di essere la parte operosa, quella che, scevra da polemiche infruttuose, si concentra a creare valore attraverso il calcio con l'obiettivo di far ritornare grande l'Empedoclina, nonostante oggi stiamo incontrando solo resistenze e avversità. A scanso di equivoci, comunicano i dirigenti dell'Empedoclina, e volendo rassicurare tutti, ribadiamo che nemmeno questo ulteriore incidente di percorso ci farà demordere dal portare avanti il nostro progetto, ma oggi più che mai abbiamo bisogno della solidarietà e del supporto di tutti. Bene, questa era l'ultima notizia per oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 alle 20, con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.